Era stato denominato Teodorico come l'invincibile re degli Ostrogoti, ma per il momento il TAR lo ha sconfitto con una pronuncia che potrebbe costituire un precedente. Teodorico è il nome del giacimento estrattivo che dovrebbe, a questo punto doveva, sorgere al largo delle coste polesane nell'ambito del progetto Po Valley Operations, presentato nel 2017 più volte autorizzato a livello centrale. Contro le trivelle era sceso in campo il territorio, capofila il Parco regionale del Delta. Da lì la battaglia suon di ricorsi. Ora lo stesso giudice amministrativo certifica la mancata concertazione con gli enti locali, ma soprattutto il rischio della subsidenza. Già Fanfani, proprio per questo, aveva detto di no. La trivellazione del Polesine comportò qualche decennio fa l'abbassamento, lo sprofondamento del territorio di 3-4 metri. Se noi oggi non avessimo in quel territorio un sistema di idrovere potente, tutto quel territorio sarebbe sotto acqua. Resta da capire quali effetti avrà la pronuncia sul cosiddetto piano Urso, che ha visto diverse frizioni a inizio 2024 tra regione e governo, con l'avvio di un tavolo di confronto. Il gas estraibile in Italia ammonta a 70-80 miliardi di metri cubi, meno della metà in mare, un numero, spiega Ferrazzi, solo apparentemente gigantesco. Se anche noi trivellassimo tutto il paese a mare o in terra, offshore o onshore come si suol dire, al massimo, consumando tutto l'estraibile, potremmo andare avanti con quel gas per un anno. Il gas è un elemento di transizione, come dice l'Unione Europea. Noi dobbiamo usare le rinnovabili. Costano meno alle bollette dei cittadini, alle bollette delle imprese e soprattutto abbiamo la materia prima.